Un lenzuolo bianco lasciato dai soccorritori, segni verdi fluorescenti sull'asfalto che indicano la posizione dell'autobus. Sono le tracce di quanto accaduto in via Gozzi, ridosso della stazione di Padova. Sono le 8 del mattino, l'orario dei pendolari. Un autobus che viaggia sulla linea extraurbana di Due Carrare si sta muovendo dalla stazione in direzione centro. A bordo c'è solo l'autista. Lungo la strada cammina una giovane di 22 anni di Mirano che pochi secondi dopo prova in fretta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. L'impatto tra la giovane donna e l'autobus è violento, con la 22enne sbalzata sul vetro e trascinata per qualche metro. Immediati scattano i soccorsi, in tanti accorrono. I sanitari le prestano le prime cure per poi trasferirla al vicino ospedale, dove arriva in condizioni molto serie, ma secondo i primi riscontri non in pericolo di vita. In via Gozzi iniziano i rilievi della polizia locale di Padova sul posto con la stazione mobile. Si sentono i testimoni, si ascolta soprattutto l'autista, un uomo di grande esperienza sotto shock per quanto accaduto. Le indagini in corso cercheranno di cristallizzare quei pochi terribili istanti. Nel frattempo il pensiero di tutti corre in ospedale, sperando che la donna ferita possa migliorare al più presto.